La nebbia che man mano lascia spazio a una splendida giornata di sole avvolge i resti della villetta di Via Gorghi. Un mazzo di fiori, il fiocco nero sul cancello. Qui domenica mattina si è consumata la tragedia che ha tolto la vita a una donna di 36 anni, Alina Krenicean, morta nell'esplosione dell'abitazione di famiglia causata da una fuga di gas. Salvi per miracolo il marito, Michelangelo Negrello, di 50 anni, e i due figli di 9 e 3 anni. È impressionante lo squarcio della villetta in via Gorghi, uno squarcio che è il simbolo di come la vita di un'intera famiglia sia cambiata in un attimo. E in via Gorghi nell'aria ancora si respira l'odore acre di fumo. Mancavano pochi minuti alle 8 di domenica quando l'esplosione, causata probabilmente dall'accensione della luce della cucina dove Alina era scesa per preparare la colazione, ha distrutto i sogni di felicità di una famiglia ricca d'amore. Un'esplosione che ha svegliato tutti. Al primo piano di casa Michelangelo Negrello ha pensato subito ai suoi bambini, salvi grazie all'aiuto del fratello Alberto, come racconta il vice sindaco di Sant'Urbano Guido Temporin, anche lui tra i primi a correre sul posto. La definizione di eroe è giunta proprio dai Vigili del Fuoco. Alberto è intervenuto per primo, chiaramente racconta degli aneddoti, insomma è entrato, era a letto, quindi aveva le pantofole. Insieme anche a un vicino di casa sono intervenuti subito e quasi raccontando ai Vigili del Fuoco con un senso di colpa di non essere riuscito a salvare la povera Lina. E i Vigili del Fuoco hanno detto: guarda, sei stato davvero un eroe ad intervenire in quella maniera, anche perché tutti, anche i vicini, insomma le prime persone che sono intervenute hanno pensato solo a fare l'impossibile per poter salvare questa famiglia. Michelangelo Negrello e i suoi figli sono stati dimessi dall'ospedale. Fisicamente stanno bene. La comunità di Sant'Urbano sta stringendo attorno a loro una rete di protezione. La villetta è stata sottoposta a sequestro dalla procura di Rovigo. Solo le indagini condotte dai tecnici dei vigili del fuoco che hanno lavorato per ore sul posto potranno rispondere alla domanda che tutti in questo momento si stanno facendo: perché?